Volevo salutare la famiglia Pozzo, io conosco anche suo figlio Pozzetto. E allora dicevo, poi tutti questi calciatori che vanno a finire in questi casini, tutte le escono, tutti i macelli, ti portano a pensare una sola cosa, dico, ma è vero Adriano adesso questi che bevono, i calciatori che si permettono di bere, dico ma questo è un problema, e qui mi aggancio a quello che è successo un po' di tempo fa, quello che è successo un po' di tempo fa in Friuli, dove c'è stata una proposta che era quella del federalismo etilico, vi ricordate, no? Quella di alzare il tasso alcolemico per la guida della macchina. E a me va benissimo, nel senso che questa cultura del Friuli, del Veneto, dove si assapora, si gusta questo nettare, giusto? Va bene, però pensando a Bruno Pizzul, che per un po' di tempo gli ho gridato Bruno molla il bevi, adesso mi viene da dire, dico, allora, ok che in Friuli più che internet si usa Cabernet, e questo lo sappiamo, è roba vecchia. So che Bruno Pizzul ha inventato un gioco che è il grappa e vinci, lo sapevate, ma che adesso Bruno Pizzul vuole fare anche una trasmissione che si intitola 30 ore per la vite, e dico allora